Buongiorno a tutti. Allora, oggi vi propongo una lettura ad un libretto che è una pezza di teatro sortita in De Albiana a tema di avorista. Allora, vi propongo la lettura in due parti, così non ad essere un po' troppo lungo. Ecco, siamo in avorista e gli animali cercano i frutti, siamo di agime. C'è a barniccia che parla o scuriolo, a volpe, o cervo, o guniolo e a farfalla. Non pigliamo mica tutti i frutti quantunque. Siamo qui per pigliare i frutti maturi. Io ci raccoglie i frutti per passare l'inverno. Te e io so carco a baghi rossi. E io taglio pieno di castagne. Potremmo fare una merendela. Ma non siamo mica di Pasqua. L'uovi sono buoni anche dopo Pasqua. Perché sei pensieroso così? Perché a so io ciò che sa da passare. Chi dici? Chi sa da passare? La nostra foresta è minacciata. Ad abbruciare. Come? La nostra foresta bruciata? Chi dici? E ho visto la fissa non stolare, ma è diverso di mettere la fissa in all'arbore. Qual è che ha fatto questo? È una squadra di promotori. Una squadra, ma è una vergogna. Come si chiama questa squadra? Si chiama SPA. SPA? SPA è per gli animali. E di dove viene questa squadra? Dall'altra parte del mare. O peggio è che da cominciare il lavoro il 30 di novembre. Come? Il giorno di Sant'Andrea. Il giorno di Spartera. Oh, tinti di noi, siamo bene. Ecco, la fisso di a squadra che dice che ha da cominciare il lavoro il 30 di novembre. Qui c'è lo scuriolo, qui c'è il cervo, qui la volpe, il guniolo, tutti gli animali. Ecco i promotori. Sono tre. Il primo promotore dice: ecco la foresta. Allora, vigilate qui tutti sti arbori tagliati e bruciati. Non ci sarà più nuda. È bella sta foresta quantunque, dice l'altro. Qui ci sarà un spartamento. Un spartamento. Mica uno, ne metteremo due. E qui un quicco. E qui una scuola quantunque. Una scuola? Ma sei scemo. Ma come abbiamo da fare con tutti sti arbori? Avevamo da bruciarli tutti. Tagliati e bruciati. Io ho patrone. Fatti vedere. Ma io non so mica da consento, dice il terzo. Se voi bruciate tutti, l'animale non da cripare. L'animale, chi prima taglio io? Allora ascolta bene. Te ne vai, non ti voglio più nella nostra squadra. St'arbori sono goffi come Edo e noi siamo più belli, più forti, più potenti. Io ho patrone. Boh, allora mi ne voglio, vi lascio in qua la vostra tontia. L'avete da pagare. Ecco i promotori che parlano. Qui chi vuole mettere a scuola e qui o spar. O figliole, bene, non hai paura di un misciao che parla uso violino. Hai l'abitudine di cacciare con me. Io misciao. Sai, è l'ultima volta che veniamo qui a cacciare. Figliola me, t'aiuto da imparare io. Vedi sta parniccia qui?
Così, oh misia, metto me fuggilo così, ie così. Attenti, è qui, tira, tira. Non ha mica il coraggio, misia, è l'ultimo giorno. Allez, oh Barnaca, tira. La Barniccia si mette a parlare. Perché? Ma avete da tirare addosso, la nostra foresta d'amore ha bisogno di tutti. Perché ha bisogno di noi. C'è una salvala, c'è una squadra di promotori che vuole bruciare. Vuole tombare a foresta? È una squadra pericolosa, la notizia è tremenda. Allora, oh Barnicciola, ti credo. Avete visto l'affisso? Sono qui. Che vergogna, ma chi potremmo fare? A Zogo e io, a quale c'ho la chiamata. E qual è? L'altore. Conosce tutta la foresta e forse è quello che ha salvato. Allora o Barnicciola pia il tuo ruolo e va a cercare quello che troverà il Salvatore. Ecco, l'altore. A Barnice trova l'altore. Oh Alto, ha giù bisogno di te. Oh Alto, ha giù inteso qualcosa. Oh Alto, forse sarà Edo. Oh Alto, sta attento a me oggi. L'altore dice, ha giù inteso la tua voce dall'alto gelo in Duasogo. Ha giù inteso la tua brama. Quali sei tu che mi chiami? So a Barniccia, c'è un pericolo tremendo. Un pericolo? In due? A vorreste sempre la stessa. C'è una squadra di promotori che vuole bruciare. Come? Una squadra? O ciò che c'ho la sente? Sono venuta a vedere tipo questa. Chi poi va? Osavio. Porto la voce di tutti gli animali che sono alla dispero. Stasera arriverete stasera e domani, forse andrà a vedere un mazzero di siloghi. Va a dire agli animali che qualcosa sarà fatto. Ci auguro subito, anche di grazia che ci sei tu, o Alto. Ma sono miracoli, dice l'altore. Non si può mai essere in pace. A questa gorza è castigata. A dovuto andare a cercare a ripeto un mazzero. Ecco, ci piantiamo qui e forse ci sentiremo domani per la seguita. Intanto vi prego una buona salute a tutti.